Incontro al caos, un appuntamento oggi che evoca la storia, la vita di Pirandello e il suo momento della nascita. Sì, oggi abbiamo programmato questo incontro proprio perché diamo il via alle varie iniziative che si avranno anche questa notte e domani e fino al giorno 29. Evidentemente è un modo per quindi prendere lo spunto da questo anniversario della nascita di Luigi Pirandello per offrire anche un'opportunità sia ai nuovi talenti, ai giovani, ma anche a coloro i quali lavorano da tanti anni nel nostro territorio, di dare agli spettatori un'opportunità per riflettere e anche un incontro di carattere culturale. Siamo convinti che il luogo dove lo stiamo svolgendo è un luogo magico e quindi è un valore aggiunto all'iniziativa. La Dante Alighieri sempre attenta a questi momenti culturali. Cerchiamo di rafforzare sempre più quella che è la cultura e l'identità italiana e quindi queste iniziative ci sembrano opportune da non lasciare quindi perdere o sfuggire. Prossimi eventi? I prossimi eventi sono dei concorsi di poesie La Luna sul Borgo, più altri incontri fino a settembre, sempre di carattere culturale, utilizzando, tra virgolette, nel termine più bello che si può dire, dei luoghi del nostro territorio che fanno grande Ecco, Agrigento. quanto è importante la figura di Pirandello, non solo ad Agrigento ma nel mondo? Sì, evidentemente è evidente che la figura di Pirandello ha un ruolo particolare non solo nel nostro territorio ma ovunque noi andiamo. Infatti i comitati della Società Dante Alighieri sono diffusi nel mondo, è molto conosciuto, apprezzato, quindi tutte quelle iniziative che parlano di Pirandello sono richieste e gradite.